Amici, amiche e bambini, vi voglio raccontare un fatto veramente vero accaduto da me personalmente. Un paio di giorni fa mi telefonò una signora, mi disse: Carmelo, mi puoi accompagnare dal veterinario che devo portare il gatto? E dico: va bene. Abbiamo portato il gatto, poi il veterinario gli ha fatto la puntura per addormentarlo. Si è addormentato nelle mie mani. È stato veramente non tanto bello per me. Mi ha ricordato anche tanti anni fa. Io ero un ragazzino, 8-9 anni. Mia zia mi disse: Carmelo, la mia maiale e non si è preso la mammella, il maialino, la mena, diciamo, va. E poi dice: lo vuoi? Dico: va bene zia, io domando a mia madre, se mia madre vuole io me lo prendo volentieri. Domandai a mia mamma, disse mia mamma: va bene, lo possiamo crescere. L'abbiamo cresciuto con una bottiglia come un bambino piccolo, l'abbiamo dato da mangiare, era piccolino come un topolino. E poi è fatto grande e mia madre disse con mio padre: la maiala è fatta grande, facciamo fare i figli, la accoppiamo. Veramente così è stato. Ha fatto i figli, erano otto belli maialini piccoli, e quella maiala si poteva avvicinare soltanto mia madre e io. Io avevo, come dico, 8-9 anni, era piccolo. Poi hanno cresciuto i maiali, hanno cresciuto 5-6 mesi, poi mio padre l'ha venduti e poi la maiala, quella grande, dice mio padre, mia madre: questa grande la ingrassiamo e la ammazziamo, facciamo i salsicchi, facciamo tante cose. Quella mattina poi che la dovevano ammazzare è fuggita via, disse mio padre: Carmelo, per favore la chiami che quello con te viene. Io quello che io diceva, faceva tutto, la maiala era grande, io era piccolo, però lei era grande. E dico: va bene, l'ho chiamata, è venuta vicino a me, poi come è venuta vicino a me l'hanno presa e l'hanno ammazzata. Mi ho ricordato quel giorno triste per me. Io non ho voluto nemmeno un pezzo di carne di quel maiale lì, non ho voluto niente. E così 2-3 giorni fa, come ha detto quel gatto, mi è venuto questa cosa in mente, come è successo al maiale, è successo anche il gatto. Lo so, io sono una persona forte, sono una persona che non sono debole, però su queste cose, sugli esseri viventi, non mi pare tanto bello. Comunque la vita è stata così. Io c'avevo passione con quel maiale perché era cresciuto con me, aveva 2 anni, sai. Il gatto, quello l'ho visto 2-3 volte, ma non è che lo conosceva tanto bello, però vederlo morire nelle mie braccia per me non è stato tanto bello.
Però purtroppo questa è la vita, non si può fare niente. La signora ha deciso così anche con il veterinario, allora dico va bene, accettiamo questa cosa. Comunque vi ringrazio se avete veramente piacere che mi avete ascoltato. Io non è che io racconto favole, come dico sempre, io racconto sempre cose che accadono. Sono cose che accadono nella vita e io le racconto. Lo so che non è semplice, però è vero. Grazie di vero cuore, al prossimo video.